quando i produttori di vino implicano l'arte lo fanno generalmente per dare maggior pregio al loro prodotto, che già di per sé è artistico, quindi non ha bisogno che l'arte lo illustri. Sono due mondi concomitanti e tutta la iconografia relativa ai temi bacchici e ai temi del vino è una sufficiente dimostrazione del nesso fra l'uno e l'altro.